dopo, poco tempo fa, la pastora mi ha chiamata, mi ha parlato della ordenazione, della mia ordenazione a pastore. Sono rimasta senza voce e lei mi chiamava Sandra, Sandra. Io non riuscivo a parlare perché a quel momento lì è venuto tutto della mia mente. No, questo no, Signore, perché io non avevo mai chiesto al Signore di essere una pastora. Non è uscito mai dalla mia bocca: Signore, io voglio essere una pastora. No, io sempre ho detto: Signore, io voglio servirti con tutto il mio cuore, io voglio obbedirti, è questo che io voglio. Non avevo mai chiesto e non aspettavo questo. Quando lei mi ha detto, anche quel momento lì, io ho avuto tanta paura, ma io non ho detto no. Eu ho detto: amém, Signore, se tu vuoi, così sarà. E tutte le cose nella mia vita è stato così. Io lo so che verranno ancora tante sfide. Io sono pronta. Io sempre dico al Signore: Signore, io non dirò mai no, perché io lo so che tu sei con me. Tu sei la mia forza. Anche se ho paura, tu mi porterai. E è così che dobbiamo essere. Amém? Glória. Giosuè, Gideone hanno affrontato e hanno vinto. Però Pietro ha guardato la situazione e ha cominciato a affondare. Tu decidi oggi. Tu devi decidere oggi. Affrontare la situazione, affrontare il tuo problema. Scappare non è la soluzione. Il problema andrà indietro a te. Tu decidi se tu vuoi fare la differenza. Tu decidi se tu vuoi trasformare la tua vita in una benedizione, se tu vuoi cambiare la tua vita, la tua storia. È tu che devi decidere. Il Signore ti aiuta, ma Lui vuole che tu dia il primo passo. Lui vuole che tu prenda una decisione. Assumi questa canzone, che è il Signore che parla con te.